Il flusso ecologico, così come è stato concepito fino ad ora, porterà sicuramente dei guai seri, non solo per l'agricoltura, perché si sta parlando di agricoltura, sembra che il problema principale sia l'agricoltura, in realtà c'è tutto il mondo, un mondo che usufruisce di acqua da quelle derivazioni che hanno il nome irriguo, cioè derivazioni sembrano agricole, in realtà una minima parte viene usata dall'agricoltura, il resto va a beneficio di tutto un ambiente che si è creato, compresa l'industria, compreso diciamo, il vivere comune di ogni giorno, il verde che abbiamo attorno a noi, che rende anche il nostro Veneto unico da questo punto di vista. Oggi qui cercheremo di conciliare, dal punto di vista di ambi, le necessità diciamo, di mantenere vivificato un fiume, come può essere quello di cui si parla in specifico oggi, cioè il Piave, ma può essere il Brenta, può essere il Tagliamento, qualsiasi altra realtà simile, e conciliarla con la necessità di avere anche un ambiente vivificato, un ambiente che ha bisogno di acqua proveniente da quel fiume per continuare ad essere parte fondamentale dello sviluppo socio-economico del nostro territorio. Ricordiamo che se il Veneto è così, completamente praticamente artificializzato, è dovuto al fatto che si è riusciti a portare l'acqua in molti ambienti dove prima non c'era vita, non c'era tantomeno quella umana. Quindi oggi cercheremo, ecco, di mettere assieme tutti quegli interessi particolari e non che riguardano l'uso dell'acqua per conciliare queste due realtà che è indispensabile vadano d'accordo.